Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Oggi vi voglio far conoscere un rustico siciliano, per l'esattezza palermitano, la mattonella. La mattonella viene fatta con 250 g di farina 00 e 250 g di farina 0 che ho già mischiato, 50 g di strutto, 50 g di zucchero, 15 g di lievito di birra, 15 g di sale, 275 di acqua a temperatura ambiente, se la fate d'inverno usate l'acqua lievita, e poi per finire diciamo il rustico sopra va spolverato il sesamo. Per il ripieno vi farò vedere dopo cosa occorre. Intanto ci mettiamo all'opera e facciamo l'impasto. Allora, per prima cosa vado a mettere nella mia ciotola le due farine già miscelate, poi andiamo a sciogliere nella nostra acqua a temperatura ambiente il lievito, vi ho detto 15 grammi, con un cucchiaio di zucchero preso dal totale. Il restante zucchero lo mettiamo insieme alla farina. Andiamo a sciogliere il nostro lievito. Dopo aver sciolto il nostro lievito andiamo a inserirlo piano piano nella nostra farina con lo zucchero e lo andiamo a mescolare piano piano con una forchetta. Dopo aver finito di mettere l'acqua possiamo inserire lo strutto e iniziamo ad impastare con le mani ed inserire il nostro strutto nell'impasto. Dopo aver inglobato per bene il nostro strutto andiamo a inserire il nostro sale e continuiamo a lavorare. Dopo aver inglobato il sale ci trasferiamo sul piano da lavoro e andiamo a lavorare il nostro impasto per 10 minuti. Andiamo a lavorare il nostro bellissimo impasto, che altro non è che la pasta brioche, quella che serve per fare la rosticceria siciliana. Quindi andiamo a lavorarlo per bene, prima da un verso poi dall'altro, in modo tale che il nostro impasto risulti ben omogeneo. E dopo aver lavorato il nostro impasto andiamo a pirlarlo per bene, facciamo una bella palla così e lo andiamo a mettere nel nostro contenitore. Andiamo a chiudere con un coperchio o con la pellicola, come preferite voi, e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Adesso c'è caldo, quindi lieviterà presto. A tra poco. Allora, è trascorso il nostro tempo di lievitazione, il nostro impasto guardate come si è raddoppiato. Adesso lo andremo a dividere in due parti e lo andremo a mettere nella teglia e lo andremo a riempire con della polpa di pomodoro che ho condito con olio e sale, del prosciutto cotto e della mozzarella in panetto. Uso quella in panetto per evitare che mi rilasci liquido in cottura e che poi possa danneggiare l'impasto. Quindi vado a tagliarmi il mio impasto, vado a dividerlo a metà e vado a mettere la prima metà, a stenderlo sulla teglia con carta da forno. Ecco qui. Mi aiuto con un po' d'olio nelle mani per allargarlo così. Dopo aver steso per bene l'impasto andiamo a versarci sopra, a stenderci sopra la nostra passata. Non è una passata, veramente è la polpa, perché la passata è troppo liscia. Quindi andiamo a spargerla bene e poi andiamo a mettere gli altri ingredienti. Dopo la polpa di pomodoro andiamo a mettere le fettine di prosciutto cotto, all'incirca 200 grammi ne ho usato,
e di polpa all'incirca 400 grammi. Dopo il prosciutto andiamo a mettere le nostre fettine di mozzarella ben sistemate su tutta la superficie. Dopo aver messo la mozzarella, adesso andiamo a stendere l'altra metà di impasto con il mattarello. Lo andremo a stendere su un foglio di carta da forno e la mettiamo sopra a coperchio. Andiamo a stendere il nostro impasto che servirà da coperchio. Ci aiutiamo un po' col mattarello e un po' con le mani, come ci viene più comodo fare. Ecco qui il nostro impasto ben allargato. Adesso lo andiamo a capovolgere su quello della teglia, così lo andremo a chiudere. Quindi andiamo a girare un pochino i bordi, che poi andremo a ritagliare questi bordini, perché la mattonella ha la classica forma proprio a mattonella, per questo si chiama mattonella. Dopo aver chiuso tutto l'impasto, andiamo a spennellare la nostra pasta con il tuorlo dell'uovo, così, in modo tale che deve venire lucida dopo la cottura. Dopo l'uovo andiamo a spolverare il tutto con del sesamo. Spolverizziamo tutto con il nostro sesamo, che è, sapete, la giugiulena, che è tipica del nostro pane. Non c'è pane in Sicilia che non abbia questo semino molto aromatico, molto buono da mangiare. Quindi cospargiamo per bene. L'uovo farà aderire perfettamente i semini, lo spargiamo perfettamente tutta la superficie e prima di infornare andiamo a bucherellare un po' la nostra pasta, perché sennò gonfierà in cottura. Il nostro forno è già caldo a 200 gradi statico, lo inforneremo per una mezz'oretta, poi dipende dai vostri forni, giustamente ognuno conosce il proprio forno e sa come cuoce. Ci vediamo dopo a cottura ottimata. Ecco qua la nostra mattonella appena uscita dal forno, la faremo raffreddare e poi andremo a tagliare i bordi e a formare le nostre mattonelle. A dopo. Ed ecco qui la nostra mattonella. Abbiamo tagliato i bordi, l'abbiamo lasciata raffreddare perché troppo calda a noi non piace. Adesso andremo all'assaggio. Assaggiamo, ragazzi. Vedete qui, intanto ve la faccio vedere da vicino. Vedete che bella, bella piena, piena di semini di sesamo, di giugiulena, e andiamo ad assaggiare. Ottima, ottima davvero. Fate questa ricetta, vi consiglio di farla per ora che c'è caldo la mattina e poi ve la mangiate la sera, perché così la mattina c'è meno caldo per accendere il forno. Fatela perché è davvero squisita. E se vi fa piacere iscrivetevi al canale, se vi fa piacere seguire tutte le mie ricette, principalmente siciliane. E poi che dire, vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!